grazie Graziello, ma grazie o non. Oggi i miei nipoti mi hanno chiesto, nonno, noi vogliamo pasta e patate fatte da te, ma io glieli faccio con tutto il cuore, come mi ha insegnato mia mamma. Comincia a tritare la cipolla. Non piangete quando si taglia la cipolla perché dobbiamo sempre sorridere, anche quando si piange. Cominciamo a tritare tutto. Non ci dimentichiamo del sedano. Adesso la cosa più importante della pasta e patata. Le patate le tagliamo a tocchetti come faceva mia mamma. Li facciamo più piccole così a cottura di pelo. Comincio a mettere l'olio. Soffriggere. Aggiungo 2 pomodorini. Io ho messo tutto il soffitto e ci metto anche il guanciale. Questa è una cosa che non deve dimenticarsi perché un guanciale c'era tutta squisitezza. Fatto il soffitto, aggiungo le patate. Oh, come è bello questo sugo. Mi fa ricordare quando me le faceva mia mamma. Bellissimo. Una cosa povera ma fatta bene. Adesso aggiungo l'acqua. Quello che basta per cuocere le patate. Ora aggiungiamo un po' di sale, a mettere si può mettere, allora non si può allora, perciò attenzione. Sta bollendo, era un momento, a calama pasta. E mo che la pazienza aspettiamo che si cuoce. Ma purtroppo quando si aspetta la cosa più desiderata è come innamorato. Fa tardi. Che sta non sta, però quando viene pare che ti è consolata. E quando come va a pulire, la chiamiamo a scurzatelli parmigiani. Poi aggiungiamo la provola e il basilico. Gira, così si scioglie bene la provola. Stiamo a impiattare. Questo lo impiattiamo per il primo mio nipote che mi ha chiesto la pasta e patata. Io gliel'ho fatto con il cuore. Adesso stiamo a giudicare mio nipote come si comporta e che mi dice. Chi te l'ha fatto pasta e patata? Non voglio piacere, che mi fai sapere come sono, no?